No, se passava l'emendamento Rubinato, che è un emendamento estremamente interessante perché diceva che le regioni ordinarie, che hanno un grado di efficienza elevato, possono chiedere le stesse competenze delle regioni speciali. Secondo me questo farebbe giustizia di una grossissima contraddizione che abbiamo in Italia, che è quella per cui alle regioni ordinarie, anche virtuose, sono stati dati i poteri che si potevano dare alle regioni inefficienti. Poi dopo, quando c'è stata la riforma del titolo quinto, a tutte le regioni, anche quelle inefficienti, sono stati dati i poteri e tolti i controlli che si potevano togliere solo nelle regioni efficienti e parallelamente a questo ha continuato il processo delle autonomie speciali che si sono potenziate. Quindi in Italia noi l'unica differenziazione che abbiamo avuto è stata quella delle regioni a autonomia speciale. Ma la specialità è legata a motivi storici di 70 anni fa, come i movimenti separatisti che c'erano in Sicilia, che oggi non hanno più nessuna ragione di essere. È un motivo politico assolutamente obsoleto. E noi abbiamo dato la specialità sia a realtà inefficienti come la Sicilia, sia a realtà efficienti come Trento e Bolzano. Ma Trento e Bolzano però tengono i 9 decimi di imposta sul territorio, hanno una ricchezza che è da 6 a 10 volte quella del Veneto, indipendentemente dal loro sforzo fiscale, perché hanno le imposte più basse. Quindi diciamo è un pacco dono, è assolutamente ingiustificato in questo momento. Allora l'emendamento Rubinato permetteva di riequilibrare il sistema, perché a questo punto non avevamo più la differenza fra specialità e regioni ordinarie, ma avevamo un livello di autonomia che era calibrato su quanto una regione era in grado di sostenere in termini di efficienza e di buon governo. Questo sarebbe andato a vantaggio di tutta l'Italia, perché se io libero territori che sono efficienti e lascio risorse in quei territori, questo poi va attraverso la perequazione, va a vantaggio di tutti, non freno lo sviluppo. Oggi noi siamo con un'economia piantata che non riesce a ripartire. Una formula di questo tipo, che lascia le risorse nei territori che rendono, farebbe ripartire il sistema, forse è l'unica formula che permette di ripartire il PIL. E invece domina la logica contraria, che è il centralismo. Si riduce l'autonomia e le speciali vengono lasciate indenni. Le speciali non vengono toccate e le ordinarie, anche efficienti, vengono centralizzate. Io per questo motivo dico no.